Centrale di giornata all'Arcoveggio, il premio Filanda, 8.800 euro il montepremi con corsa riservata a cavalli di ogni paese di 5 anni e oltre, riservata alle categorie C e D sul miglio, una corsa internazionale. Sono 6 i cavalli pronti a allinearsi dietro l'autostart, è una corsa come abbiamo detto sul miglio, e vediamo con il numero 1, Fetonte SL con Lorenzo Baldi. Con il numero 2 Darwin Wise L con Alberto Garruto, con il 3 Bandito Ben Roberto Vecchioni, con il numero 4 Freya del Ronco Enrico Bellei e con il numero 6 Brivio d'Elite con Vincenzo Luongo. È una corsa che vede un cavallo nettamente favorito, che è il numero 4 Art of Steel, cavallo che ha frequentato anche altre compagnie di tipo gruppi 1 e che oggi si ripresenta qua all'Arcoveggio appunto per vedere qual è il suo stato di salute in questo momento con il duo Antonio Di Nardo per la scuderia Gocciadoro. I cavalli si stanno dirigendo verso l'autostart, si sono accese le luci e quindi andiamo a vedere lo schieramento che si forma. Il primo ad avvicinarsi è Freya del Ronco, questa femmina da Vivid Wise S Terry Cuff, guidata da Enrico Bellei, e i numeri dal 4 al 6 sono già pronti dietro le ali dell'autostart che si avvia a compiere la curva. Arrivano anche gli altri 3 cavalli. Bandito Ben rimane il cavallo più discosto, alla corda Fetonte SL, e col numero 2 Darwin Wise L. La macchina accelera, siamo davanti alle tribune per cui si sta per partire, si chiudono le ali, il più veloce è Heart of Steel che prende il comando, ci prova la sua destra Freya del Ronco che prova a insistere un po', ma più che altro l'obiettivo è quello di parcheggiarsi dietro a Art of Steel. Così succede, quindi abbiamo davanti a tutto Art of Steel con Antonio Di Nardo, seconda posizione per Freya del Ronco, terza posizione per Fetonte SL, e poi gli altri con Brivio d'Elite che incomincia già la risalita. 14,4 per la partenza e ovviamente Antonio Di Nardo incomincia subito a ridurre l'andatura, ma questo non sarà probabilmente possibile perché sta avanzando molto deciso Brivio d'Elite che già si porta a fianco di Freya del Ronco e ora va verso il leader. 27,1 per quelli che sono i 400 metri che abbiamo passato. Adesso andiamo a compiere gli altri 200 metri che ci mettono nuovamente nella retta delle tribune. 46,2 per i 600 metri. Art of Steel sempre solido davanti a tutti, alla sua destra troviamo Brivio d'Elite e in seconda posizione della corda Freya del Ronco affiancata da Darwin Wise L. E siamo a 1 minuto e spiccioli per il passaggio agli 800 metri, andiamo verso il chilometro di corsa. Si sono formate 2 terziglie, una alla corda e una a destra, andiamo al chilometro che viene passato in questo momento, 1,15,6 la media chilometrica e adesso Art of Steel ovviamente dovrà accelerare. Accelera Antonio Di Nardo, prova a prendere un po' di margine e a mettere in difficoltà Brivio d'Elite che prova a seguirlo a destra, segue invece come un'ombra alla corda Freya del Ronco. 14,1 questo paletto delle scuderie. Art of Steel sembra solido al comando, prova a venire via in terza ruota Bandito Ben, prova a spostarsi dalla corda Freya del Ronco, si termina la curva, 14,3 per la curva. Art of Steel entra in retta, viene comandato da Antonio Di Nardo che prova a difendersi da Freya del Ronco che invece trova le note migliori proprio nel finale. Freya del Ronco va a vincere davanti a Art of Steel. Al terzo posto Fetonte SL che ha seguito Freya del Ronco alla corda e poi in retta d'arrivo ovviamente ha piazzato anche il suo parziale per arrivare a raggiungere questo terzo posto. Comunque Freya del Ronco se la porta a casa, Enrico Bellei per Mario Natinchi e questa femmina da Vivid Wise S che vince questo centrale dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna.